Primo piano dunque la politica, vertice al Quirinale ieri sera tra Napolitano e Berlusconi per esaminare la successione di Alfano alla giustizia. Si infuoca intanto il dibattito sui referendum del 12 e 13 giugno, il governo ricorre alla consulta sull'ammissibilità del nuovo quesito nucleare, martedì è prevista la decisione. Berlusconi assicura che il voto non influirà sulla tenuta dell'esecutivo. Massimo Giraldi. Demagogico e fuorviante il quesito sull'acqua, un voto sul nulla, quello sul nucleare. Va così all'attacco il Presidente del Consiglio sull'appuntamento referendario di metà mese. In ogni caso, assicura Berlusconi, non ci saranno ripercussioni sul governo. Il governo si astiene dal prendere qualsiasi posizione a riguardo e si adeguerà alla volontà dei cittadini. Sono convinto che il nucleare sia necessario, dobbiamo però fare una pausa di riflessione per verificare che ci siano tutte le sicurezze per i cittadini, dice sempre dal centrodestra Claudio Scajola, assicurando che non andrà a votare. Sull'utilità dell'appuntamento, Bersani, che ha mobilitato il PD per il rush finale della campagna, ribatte così al Premier. Ecco, io credo che invece sia un voto utilissimo, perché c'è bisogno di uscire dall'ambiguità. Noi non siamo senza politica energetica in questo momento. Fuori dal coro il governatore del Veneto Zaia, la mia posizione è chiara, sono contro il nucleare, dice, contro gli OGM per l'acqua pubblica, 4 sì senza se e senza ma dai fini anni di Futuro e Libertà, assicura Fabio Granata. Martedì intanto la consulta deciderà sul ricorso del governo sull'ammissibilità del nuovo quesito nucleare dopo il via libera dato dalla Cassazione.